in Val di Zoldo si appoggia alla staccionata durante l'escursione, ma la struttura cede. La 72enne veneziana Maria Straniero precipita sotto gli occhi del marito. Per anni era stata segretaria amministrativa a Ca' Foscari. Non si esclude nessuna ipotesi sull'incendio divampato in un locale a Jesolo, ora sotto sequestro. Paura per i lavoratori stagionali che vivevano nei piani superiori, tutti tratti in salvo. Ultraleggero con 2 turisti stranieri, precipita a fianco dei binari a Dolcè nel Veronese, poi prende fuoco, feriti ma vivi per miracolo i 2 occupanti del velivolo. Seminava il panico in centro Oderzo, 31enne migrante arrestato dopo una tentata violenza sessuale, aveva collezionato reati e contestazioni. Mentre a Venezia si riunisce l'Assemblea per la mobilitazione contro l'arrivo del miliardario per il matrimonio extralusso, Zai attacca la protesta, vergogna, Bezos deve essere accolto a braccia aperte. Ondata di caldo e afa, la regione lancia l'allerta climatica per disagio fisico nelle giornate di domani e domenica, rischio le fasce più fragili, anziani e bimbi. Sul terzo mandato le parole del vice segretario federale Vannacci mandano in tilt la Lega. Da Sacile Massimiliano Fedriga, Isola il generale ha parlato a titolo personale. Pellegrini da tutto il mondo a Padova per la festa di Sant'Antonio, una giornata tra emozione, preghiera e speranza. Al via la 3 giorni della Triveneta Alpina, attesi in 100.000. Conegliano stasera alle 20:30 in diretta su Antenna 3 il concerto dei Cori dal Duomo e domani alle 13:30 un intero pomeriggio con la festa delle Penne Nere. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca, una tragedia si è consumata poco prima delle 13 in Val di Zoldo, lungo la strada forestale che da Col di Forno di Zoldo porta a Villa di Donte. Maria Straniero, escursionista veneziana di 72 anni, è precipitata per una 60ina di metri in un punto verticale senza vegetazione dopo che la staccionata su cui si era appoggiata in un momento di pausa dalla camminata ha ceduto improvvisamente. Sotto shock il marito, che l'ha vista cadere nel vuoto e ha chiamato il 118. Inutili soccorsi sanitari e soccorso alpino della Val di Zoldo, supportati dall'elicottero del SUEM, hanno potuto solo recuperare la salma della donna, che è stata issata con gancio baricentrico. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari disposti dalla procura di Belluno, che ha aperto un fascicolo di indagine per l'accertamento di eventuali responsabilità. La notizia è rimbalzata al Lido di Venezia, dove la donna risiedeva, e con il marito e a Ca' Foscari, l'università che l'ha vista attiva come segretaria amministrativa fino all'età della pensione. Il cordoglio è unanime. Non si esclude nessuna ipotesi sull'incendio divampato ieri sera in un locale di Jesolo, ora posto sotto sequestro. Paura per i lavoratori stagionali che vivevano nei piani superiori, tutti tratti in salvo. Sono stati almeno 3 gli scoppi fortissimi nella trattoria Bea Storia di via Levantina a Jesolo. Poi le fiamme sono divampate in pochi secondi, raggiungendo la palazzina dove c'erano circa una ventina di persone, soprattutto giovani, che dalla terrazza gridavano e chiedevano aiuto. Sono intervenute diverse squadre, l'incendio è stato importante, ha coinvolto oltre che il piano terra anche i 2 piani sovrastanti. E infatti abbiamo dovuto provvedere all'evacuazione dei 2 piani, circa 20 persone, era una residenza di ragazzi. Le cause sono in fase appunto di accertamento, non sappiamo ancora di preciso cosa sia successo, stiamo valutando, ne avremo ancora per un bel po'. Per fortuna siamo riusciti nel contempo a estinguere le fiamme e a mettere al sicuro le persone che non riuscivano ad uscire dal vano scala in quanto era coinvolto dalle fiamme e quindi hanno dovuto evacuare dalle finestre. L'ULSS 4 ha adottato un piano di maxi emergenza con ambulanze da Jesolo, San Donà e Cavallino. 10 feriti, tutti lievi per fortuna, sono stati trattati rapidamente tra gli ospedali di Jesolo e l'ospedale di San Donà. Abbiamo allertato anche l'elisoccorso, ma fortunatamente non vi è stata la necessità di far intervenire il mezzo.
Il locale, che al momento dell'incendio era chiuso, è stato posto sotto sequestro. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dolo compreso. La società Italgas, che gestisce la rete nella zona, nel frattempo ha effettuato i primi accertamenti sul contatore e gli altri impianti di pertinenza che servono la struttura e sono risultati integri e non coinvolti nell'evento. A distanza di parecchie ore è ancora fortissimo l'odore di bruciato che proviene dal locale che ieri sera ha preso fuoco. I residenti della zona sono ancora sotto shock. Così come i ragazzi che hanno vissuto quell'incubo da cui non sapevano se sarebbero usciti vivi. Alcuni di loro in mattinata erano lì fuori ad attendere che i vigili del fuoco gli portassero abiti ed effetti personali, vista l'inagibilità degli appartamenti messi a loro disposizione dal titolare dell'albergo per cui lavorano come stagionali. Il sindaco, che poco dopo l'incendio si è immediatamente recato sul posto col vice sindaco, continua a monitorare la situazione. Sarebbe potuta diventare una vera e propria strage, in attesa che ovviamente le autorità facciano gli approfondimenti del caso per capire l'origine di questo incendio. Di certo siamo molto scossi perché è un evento che, come dicevo, poteva trasformarsi in una vera e propria strage, ma penso che gli interventi istantanei che sono stati garantiti dalle forze dell'ordine e dalle forze di soccorso hanno sventato il peggio. Molti dei residenti di via Levantina sono ancora sconvolti all'indomani dell'incendio. C'è chi piange e chi parla di una tragedia sfiorata. Ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. Ha avuto paura? Per loro sì. A me ha dato un'impressione che ci fosse stato un incidente, perché ho sentito come schiacciare delle lamiere e poi subito dopo un gran botto, ma il botto non è stato uno solo, sono stati più di uno. E poi sono arrivati i pompieri e anche quando erano quei pompieri ci sono stati diversi botti. Sconvolgente? Sconvolgente, io sono ancora presa dall'accaduto. Tanti urlavano, dicevano uscite fuori, andate via, però le fiamme erano alte, molto alte. Poi per fortuna sono arrivati i pompieri, hanno domato il fuoco, hanno messo la scala e sono un po' alla volta sono riusciti a portarli, diciamo, in salvo tutti quanti. E l'esplosione è partita da dietro, che era lei, mia figlia. Beh, è venuta a chiamarmi di cosa, papà, guarda che è successo, si stava prendendo fuoco, ma il fuoco era leggermente, era neanche 1 metro. Nel giro di 1 minuto si è propagato, una seconda esplosione e poi è iniziato. In 3-4 minuti è arrivato proprio, 5 minuti era proprio preso il fuoco tutto qua. Il panico era appunto che questi ragazzi, una quindicina, erano tutti sopra, bloccati. Ho paura, poveri. E mi facevano pena. Io non ho mai visto un disastro così. Tragedia sfiorata poco dopo le 11 a Peri di Dolcè nel Veronese. Un ultraleggero con a bordo una coppia di turisti tedeschi di 48 e 45 anni è precipitato nei pressi della stazione ferroviaria, prendendo fuoco subito dopo. I 2 turisti feriti miracolosamente in modo non grave sono riusciti ad evitare le fiamme in tempo. Nella caduta il velivolo ha tranciato i cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria del Brennero. Solo per caso non passava alcun convoglio in quel momento, altrimenti il bilancio dello schianto avrebbe potuto essere molto grave. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per oltre un'ora, riaprendo a singhiozzo attorno alle 12:30. Sul posto la Polfer, il SUEM 118, i vigili del fuoco, personale RFI e carabinieri. Un 30enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Legnago, sempre nel Veronese. Il giovane era alla guida di un'auto che si è scontrata contro un'altra vettura, finendo la sua corsa contro un muro. Lo schianto è stato fatale per il 30enne, ferita la donna che era alla guida dell'altra auto ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del SUEM 118.
In corso a Rialto l'assemblea degli attivisti della piattaforma No Space for Bezos, creata dai collettivi veneziani per contestare il matrimonio del miliardario statunitense. Si svolgerà a Venezia dal 24 al 26 giugno. Gli attivisti, che ieri hanno appeso sul campanile di San Giorgio un enorme striscione con il nome Bezos barrato da una X, lanciano la mobilitazione. E la protesta contro il matrimonio di Bezos a Venezia è inaccettabile per Luca Zaia, controproducente per la città. Secondo l'assessore comunale Venturini, regione e comune condannano le manifestazioni contro le nozze dell'imprenditore statunitense. È inaccettabile che si facciano le proteste contro un signore che è uno degli uomini o forse il più ricco al mondo, che sceglie Venezia per sposarsi, e quindi andare lì a protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna. È una condanna ferma, senza se e senza ma, quella lanciata dal presidente della regione Luca Zaia durante un evento in un'azienda di Conegliano all'azione che il neonato comitato No Space for Bezos, nessuno spazio per Bezos, ha messo in atto dal campanile di San Giorgio. Nel mirino il matrimonio da 1001 notte che il proprietario di Amazon festeggerà a Venezia tra il 24 e il 26 giugno. Per Zaia, come per l'amministrazione comunale, un grande evento che dà lustro alla città. Per il comitato invece la riduzione di Venezia ad un locale da affittare al miglior offerente. Purtroppo dopo i no Mose, i no Tav, eccoli che arrivano i no matrimoni. È purtroppo per alcuni un'occasione di visibilità, in particolare per i centri sociali, per tornare alla ribalta e farsi fare qualche articolo sulla stampa internazionale. Dopo il raid a San Giorgio, il sindaco Luigi Brugnaro si è domandato in quale città si faccia un comitato contro un matrimonio, aggiungendo che si vergogna di queste persone e che bisognerà chiedere scusa a Jeff Bezos. Con un patrimonio stimato vicino ai 207 miliardi di dollari, l'uomo più ricco del mondo dopo Elon Musk. A Bezos i manifestanti contesteranno sia la gestione aziendale dei dipendenti che gli appoggi politici negli Stati Uniti. Una protesta inutile nel migliore dei casi, se non peggio, secondo l'assessore al turismo Simone Venturini. Non porta nulla a Venezia se non danno d'immagine. Passa l'immagine di una città che vuole respingere, che vuole allontanare tutti, che non è attrattiva per gli investimenti. Le polemiche che si consumano anche attorno al matrimonio di Jeff Bezos riportano nuovamente al dibattito sullo sviluppo economico scelto da Venezia negli ultimi decenni, piegato secondo i suoi detrattori alla logica del grande evento, del turismo sfrenato che spopola la città e offre solo lavoro precario, votato viceversa allo sviluppo e all'internazionalità per i suoi sostenitori. Sentire addirittura che qualcuno sta programmando come quei lazzaroni di Barcellona le pistole ad acqua contro i turisti, a me non sembra che questo sia fare un danno ai turisti, se fare un danno al Veneto. E continuiamo ora con la cronaca dal Trevigiano. Seminava il panico in centro a Oderzo. 31enne migrante arrestato dopo una tentata violenza sessuale. Aveva collezionato reati e contestazioni. L'accoglienza va rivista completamente, dice il sindaco. La mia preoccupazione era, come si vede, si sente tante volte, che uno va fuori di testa completamente e compie il gesto estremo. E io l'ho visto qualche volta schizzare, dico magari con la prima persona non l'ha aggredita, ma arriva la seconda e aggredisce la seconda. Non è che dobbiamo aspettare che uno ammazzi qualcuno per capire che è pericoloso, bisogna fermarsi prima. Una bomba pronta a esplodere che ormai stava seminando il panico nel cuore di Oderzo, accumulando un rosario di contestazioni e reati che l'hanno portato dritto in carcere. È qui a Santabona che adesso si trova Mohamed Diarra, 31 anni, cittadino del Mali, migrante regolare, sembra sotto protezione speciale, inizialmente ospitato al centro di accoglienza dell'ex caserma Zanusso, diventato poi un senza fissa dimora. L'ultimo episodio riguarda una ragazza che appunto si trovava nel parco e che è stata avvicinata da questo soggetto, il quale con una scusa le ha chiesto una sigaretta, poi al suo rifiuto ha avuto una reazione scomposta e in un certo momento l'avrebbe anche minacciata con un coltello per avere un rapporto sessuale. Chiaramente la ragazza poi è fuggita ed è riuscita a mettersi in salvo. Un tentativo di stupro dunque nel parco di Cadiedo, sul retro del municipio, video
vittima una 27enne di origini pugliesi, fatto preceduto qualche giorno prima da un'aggressione nei confronti di una ragazzina non ancora sedicenne poco distante dalla pizzeria Quattro Cantoni in pieno centro. Prima le ha sottratto un accendino, poi le ha avvicinato la fiamma all'orecchio minacciandola. Non fatti isolati, come sanno bene commercianti ed esercenti del centro, nel mirino quasi sempre giovani donne. I toni si stavano alzando, le segnalazioni moltiplicando. Magari per ragazzi come me neanche tanto, perché magari girano in gruppetto, però lui più che altro puntava alle ragazzine quando le vedevo anche da sole, perché io so che la ragazzina qua davanti al tabacchino che è stata minacciata era da sola al momento e aveva 16 anni, quindi sì. Normale che si trovi un po' impaurita. Andava in cerca proprio di determinate persone, andava a colpo sicuro, diciamo, ecco così. Da quello che so io, dopo sai, sono voci di, chiamiamole corridoio, so che si drogava, quindi magari anche un po' indotto a quello, sai, l'alterazione, poi comunque io lo vedevo sempre vagabondare, fare un po' di casini qua e là. A inizio giugno il 31enne era stato denunciato anche per il reato di invasione, facendosi trovare abusivamente in alcuni locali dismessi del comune all'ex Zanusso. Un soggetto noto, Mohamed Diarra, la stessa sindaca in passato aveva effettuato dei TSO, anche il comune lo aveva supportato, ma la questione, dice Scardellato, che ringrazia gli uomini della tenenza per quello che definisce un triste epilogo, sta a monte. L'accoglienza è possibile se i numeri sono limitati, se i numeri sono infiniti e se non è controllato il flusso, l'accoglienza è impossibile, lo dico da sempre e i fatti lo dimostrano, perché vorrei sapere di questa persona se tutti quelli che parlano di accoglienza si sono occupati e se hanno trovato soluzioni. Ed ora la politica. Sul terzo mandato le parole di Vannacci mandano in tilt la Lega. Da Sacile Massimiliano Fedriga isola il generale, ha parlato a titolo personale. Intanto Fratelli d'Italia conferma l'apertura al dialogo, lo fa per bocca del ministro Lollobrigida. Prendiamo atto della posizione personale di Vannacci, il Consiglio federale della Lega si è espresso in modo molto chiaro a favore dell'introduzione del terzo mandato. Rientrerebbe quindi nella categoria dei chiunque il generale Roberto Vannacci, neo vice segretario della Lega, che nelle sue visite a Belluno e Treviso mercoledì pomeriggio sul terzo mandato più che tiepido è stato glaciale, dicendo che non è opportuno cambiare le regole in corsa e che una legge ora sarebbe ad personam, parole che hanno suscitato nella Lega veneta e friulana più che un semplice mal di pancia, un'autentica congestione proprio nei giorni in cui si registrano le aperture dei meloniani. Massimiliano Fedriga, che proprio sul terzo mandato ha innescato un braccio di ferro con gli alleati, tiene la linea, isolando di fatto Vannacci. Ha espresso una posizione personale, il Consiglio federale è l'organo supremo e decide le posizioni della Lega insieme al segretario federale. Dopodiché chiunque esprime delle posizioni personali anche in dissonanza rispetto alla linea del partito. Accanto a Fedriga, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della Garbellotto a Sacile, c'è anche Luca Zaia, che evita però accuratamente la polemica diretta. Penso che la questione posta dal presidente Donzelli e poi successivamente anche rilanciata da altri autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia vada nella direzione di fare una valutazione di buon senso. Da Treviso cerca un punto di equilibrio, ai limiti però dell'equilibrismo, il vice segretario regionale della Lega. Il generale ha detto che bisognava cambiare la legge prima ed è quello che la Lega ha sempre detto, è da tempo che noi poniamo questo tema. Bene i ripensamenti dell'ultimo minuto e cui speriamo che venga dato seguito, ma rimaniamo concordi insieme al generale Vannacci che sarebbe stato bene farlo prima. L'apertura però è ora, sottolinea Barbisan, ed è qui che bisogna trovare i punti di contatto e agire. E a proposito di aperture, sono inequivocabili quelle espresse sempre a Sacile dal colonnello meloniano Francesco Lollobrigida. Diciamo che quando c'è una richiesta di discuterne da parte delle regioni, un dibattito aperto, noi siamo sempre pronti a parlarne. Insomma, nelle ore in cui la Lega registra una frattura, gli alleati confermano disponibilità al dialogo. Paradossi della politica, con Lollobrigida che addirittura dice che una soluzione si troverà anche con Forza Italia, dopo le dichiarazioni shock di Tajani per cui anche Mussolini e Hitler vinsero le elezioni e che la volontà popolare da sola non basta. Non credo che ci sia una indisponibilità a parlare, dopodiché ognuno legittimamente propone e difende le proprie posizioni e si ragiona. Mi sembra che obiettivamente nell'ambito del centrodestra si siano trovati sempre punti di convergenza.
Dopo le previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione del Veneto emesso dall'ARPAV questa mattina, in particolare per i giorni 14 e 15 giugno nella zona della pianura del Veneto è dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico valido per domani e domenica. Per segnalazioni e informazioni di ambito sociosanitario attivo il seguente numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile attivo il numero verde 800 990 009. 13 giugno, festa di Sant'Antonio. A Padova sono arrivate persone da ogni parte del mondo per questa solenne giornata. Dall'apertura della Basilica alle 5:30 sono state migliaia devoti entrati per pregare Sant'Antonio, per portare una candela e compiere il gesto del pellegrino posando la mano sulla sua tomba. Dopo la messa delle 17 è in corso in questi minuti la solenne processione di Sant'Antonio lungo le vie della città. Sono 67 i gruppi che accompagneranno la statua del Santo in processione, anche la reliquia del mento del Santo, portata a spalla come tradizione, e la reliquia del dito, che poi darà la solenne benedizione che conclude la festa dopo i discorsi del sindaco di Padova Sergio Giordani e il saluto del rettore della Basilica padre Antonio Ramina. Migliaia dunque le persone arrivate oggi a Padova per il Santo con lunghe code nonostante le alte temperature per accedere alla tomba per tutta la giornata. E fin dalle 5 di mattina i pellegrini hanno dunque affollato la Basilica di Sant'Antonio nella giornata solenne del 13 giugno. Ecco le loro voci. Le chiedo, signora, buongiorno, da dove sta arrivando? Io sto arrivando da Vigo d'Arzare. Tutti gli anni alla messa delle 6? Sì. È un voto o è proprio un dire grazie a Sant'Antonio? Dire grazie anche. È una tradizione a cui non si può mancare e che fa parte della nostra essere padovani ed essere religiosi e credere nella storia e nel percorso di Sant'Antonio. Sono arrivati a piedi questi pellegrini, da dove? Due Carrare. A che ora siete partiti questa mattina? 3:30, arrivati puntuali per la messa. È una tradizione da una decina d'anni, quindi lo facciamo con la nostra parrocchia dei Ferri. In quanti siete che camminano? Una ventina, 20-25. Da dove? Da Este a piedi. È 40 anni che abito qui e tutti gli anni sono venuta, sempre. Un ringraziamento da anni, dal 2011 che veniamo qua da Antonio, il nostro amico. È il vostro amico? Sì. È proprio un santo di famiglia? Sì. Siamo partiti da Malio, provincia di Vicenza, Santo Mio, abbiamo fatto le ciclabili del Sorriso, abbiamo fatto quella del Tesina e siamo qua da Sant'Antonio a chiedere una grazia che ne faccia star bene. Somos de Andalucía, de la provincia de Jaén, de un pueblo che si chiama Arjona. Io ringrazio per il tanto che ho avuto. Che sono devota a Sant'Antonio perché 28 anni fa sono stata miracolata, quindi per me è una cosa che ci tengo tantissimo. Tutti gli anni spero di poter ritornare. Da Firenze, noi siamo Sri Lanka, però noi lavoriamo a Firenze. Lavorate a Firenze e venite ogni anno a Sant'Antonio? Sì, anche due volte, anche il 1° maggio, sempre comunità di Sri Lanka, sempre pieno di qui a Padova. Saranno il coro Giulio Bedeschi e quello dei congedati della Tridentina ad esibirsi questa sera in Duomo per il concerto di apertura del raduno Triveneto degli Alpini di Conegliano e che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 20:30. Tra i brani che potremo seguire ci sarà un inedito dedicato alle 100.000 gavette di ghiaccio e alla tragedia delle penne nere sul Don. Maestro, concerto di apertura questa sera, chi ci sarà e che cosa sentiremo? Allora, questa sera saremo intanto in diretta, ore 20:30, presso il Duomo di Conegliano, coro Ana Giulio Bedeschi, vedete una piccola rappresentanza qui vicino a me, insieme al coro Congedati della Tridentina. Cosa ascolteremo? Ascolteremo tanti brani e ci sarà un'anteprima assoluta che presenteremo, un brano dedicato alla tendente Toni Covere, che è stato l'attendente di Giulio Bedeschi, l'unico citato in chiaro, quindi col proprio nome e cognome, all'interno del libro 100.000 gavette di ghiaccio. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.